Buona domenica a tutti e benvenuti a Focus TG di questo 15 di novembre. Il saluto dalla redazione di Rete Veneta. Come sempre l'attualità, notizie di giornata, cronaca, approfondimenti, dati. Partiamo come sempre proprio dai dati. Ecco, lo dico subito e la nostra grafica anche lo conferma. Non c'è oggi l'appuntamento con Marghera che tornerà al 99% domani alle 12:30, però c'è molto da dire sul Covid a partire da questo numero che ormai era atteso per oggi. 100.876. Psicologicamente, insomma, superare la quota del numero tondo è importante. Tante sono le persone in Veneto che dall'inizio dell'epidemia, 21 febbraio, sono state colpite dal Covid-19, quindi un veneto ogni 50. Una persona ogni 50 in Veneto da febbraio è stata colpita dal Covid-19. Variazioni rispetto a ieri pomeriggio, è una variazione significativa, 1832 nuovi casi positivi, soprattutto in provincia di Vicenza il numero maggiore, poi la provincia di Padova. Totale degli attualmente positivi, ancora un dato evidentemente in crescendo, e anche qui abbiamo superato un'altra quota 60.000. 61.506. Totale dei deceduti è salito a 2.845 e i negativizzati crescono meno rispetto ai casi positivi, ma adesso che il sistema è stato risistemato da circa una settimana, si vede una crescita più costante, insomma un po' più robusta. 36.525 negativizzati. La situazione dei ricoveri, allora andiamo subito al totale, eccoci qua, il totale 2.046 in area non critica, 253 in terapia intensiva, quindi anche qui c'è un aumento complessivo, 63 in area non critica in più rispetto a ieri, 4 in terapia intensiva in più rispetto a ieri. Sono compresi qui sia i positivi che i negativizzati, come sempre, perché poi è su questo che si fa il totale dei posti letto, appunto. Siamo a circa 2.300, anzi 2.299 per la precisione, ricoveri a stamattina. Variazione dei decessi, come abbiamo visto, 16 in più rispetto a ieri pomeriggio, quindi non c'è assolutamente da abbassare la guardia, c'è da rispettare le regole. Oggi è la prima domenica in cui è in vigore l'ordinanza regionale che chiude praticamente tutti i negozi nella giornata di oggi, esclusi gli alimentari. Restano aperti bar e ristoranti come sempre fino alle 18, con l'obbligo di essere al tavolo dalle 15 alle 18. Per il resto appunto solo mercati alimentari. Poi nel TG di Bassano di stasera vi mostreremo il mercatino di Angarano, mercatino della Coldiretti, come ogni domenica mattina si è svolto regolarmente. La situazione degli ospedali dunque sott'occhio, è uno degli indici più importanti per prendere le decisioni. Il Veneto è rimasto zona gialla, una delle pochissime regioni è rimasto zona gialla rispetto ad altre che sono diventate addirittura zone rosse dalla mezzanotte di oggi. Ebbene, andiamo a vedere la situazione di un reparto di pediatria, perché il Covid ha toccato anche i bambini. Aumentano i ricoveri in pediatria all'azienda ospedaliera di Padova, che ha creato per loro un'area apposita. Vediamo. I bambini nell'epoca del lockdown, diciamo, i bambini infetti rappresentavano il 2%, circa il 2% rispetto a tutti gli infetti, a tutta la popolazione infetta. Attualmente sono arrivati a rappresentare il 7-8%, quindi il numero di bambini è molto più numeroso, di bambini infetti è molto più numeroso rispetto a quello che succedeva nell'epoca del lockdown. L'aumento dei contagi negli adulti riflette purtroppo un aumento di casi di Covid anche tra i più piccoli, che nella prima ondata erano stati meno colpiti. A Padova il reparto di pediatria ha visto un incremento di ricoveri. Fortunatamente non ci sono situazioni particolarmente gravi. La malattia rimane nel bambino sempre una malattia molto molto benigna e la necessità di ricovero è molto molto bassa.
D'altro canto è aumentato comunque proporzionalmente anche il numero dei bambini ricoverati, tanto per darle dei numeri, se nell'epoca del lockdown, nella fase 1 abbiamo avuto noi qui a Padova 7 bambini ricoverati, in questi ultimi 10 giorni in cui c'è stata proprio l'impennata abbiamo avuto 17 bambini ricoverati. Si tratta di un numero elevato perché Padova è un centro di riferimento per i bambini con malattie croniche complesse e quelli contagiati da Covid arrivano qui da tutto il Veneto. L'80% dei nostri bambini attualmente che sono stati ricoverati in questi ultimi 10 giorni per l'infezione da coronavirus sono bambini con malattia cronica complessa, seguiti presso questo dipartimento, in molti dei quali l'infezione è stata documentata nel corso dei controlli rutinari per la loro malattia di base. Abbiamo una fetta di bambini che sono i bambini molto piccoli, tenga conto che di questi 17 bambini attualmente ne abbiamo 11 ricoverati, perché fortunatamente anche li rimettiamo ovviamente, e di questi 11 bambini che abbiamo oggi ricoverati 6 hanno meno di un anno e 4 hanno addirittura meno di 3 mesi. Quindi sostanzialmente i bambini che sono ricoverati sono i bambini che dai dati della letteratura sono più a rischio di avere delle forme gravi, che sono proprio i bambini piccoli e i bambini con malattie croniche precedentemente esistenti. Questi bambini dunque necessitano un monitoraggio, per questo si trovano ricoverati in pediatria, il loro decorso è buono. Sul fronte tamponi continuano a lavorare a pieno regime i 2 container al di fuori del pronto soccorso pediatrico e dopo un iniziale record di 400 tamponi al giorno in questo periodo si viaggia al ritmo di 200 test giornalieri. Dal Padovano andiamo nel Veneziano, restiamo in area medica per parlare di raccolta di plasma. È stato presentato nella sede centrale dell'ULSS 4 il sodalizio tra azienda sanitaria e Avis nella speranza di coinvolgere più persone possibile. ULSS 4 e Avis di Venezia si uniscono per incrementare la raccolta di plasma iperimmune utilizzato nella cura al Covid-19. Il bacino di popolazione interessato è costituito da circa 24.000 donatori nel territorio della città metropolitana di Venezia. Il progetto è stato presentato nella sede centrale dell'ULSS 4. Noi lo stiamo già utilizzando nel nostro Covid Hospital di Jesolo, ma ovviamente la domanda è molto alta e abbiamo bisogno di tanti donatori, cioè tante persone che hanno avuto il Covid, non in maniera sintomatica ma sintomatica, che sono ovviamente guarite e che quindi possono donare, come la donazione del sangue, possono donare il plasma che viene poi trattato nei nostri centri regionali di Padova, Vicenza, nel nostro caso Vicenza e di Verona, e possono essere ridati ai clinici per essere dati appunto ai pazienti Covid. Il plasma iperimmune è una risorsa importante per la cura del virus e allo stato attuale ve ne è carenza. I pazienti guariti non sono tutti idonei ovviamente alla donazione, in quanto bisogna attenersi a quello che è principalmente il decreto ministeriale per la selezione dei donatori. Alcuni quindi possono essere arruolati per questo tipo di donazione. Secondo, che ovviamente non tutti i pazienti guariti hanno un titolo anticorpale sufficiente a garantire la dose terapeutica per quanto riguarda il plasma iperimmune. Da qui la collaborazione con Avis per selezionare donatori che già conoscono un determinato iter. È un appello fatto ai donatori in quanto sono già abituati alla donazione e quindi non devono passare tutta una serie di controlli o di situazioni e per loro diventa più semplice. Chi intende donare il plasma può contattare direttamente i centri trasfusionali dell'ULSS 4 negli ospedali di San Donà e Porto Gruaro, dove riceverà tutti i dettagli. Torneremo su questo argomento, parleremo ancora di Covid, di mercati, di commercianti, ma anche di altre notizie, compresa la cronaca, da cui ripartiremo tra pochissimo dopo la prima pausa pubblicitaria. State con noi. Fino alle 13, Focus TG, ancora buona giornata e buona domenica, ben ritrovati. La cronaca, dicevamo allora un paio di notizie della serata di ieri. Partiamo da queste fotografie che si riferiscono ad una fuga di gas con un incendio in via Alighieri, angolo Carducci a San Giuseppe di Cassola nella serata di ieri, con i vigili del fuoco di Bassano che sono arrivati sul posto. Dalle testimonianze da Viale Venezia, quindi
l'uscita tra Bassano e San Giuseppe di Cassola, sembravano spari e poi si racconta di gente che correva lungo il viale, bambini che piangevano, i vigili del fuoco sul posto. Cercheremo ulteriori approfondimenti nella giornata di oggi per capire effettivamente che cosa sia successo. Un'altra notizia, restiamo nel Vicentino, siamo a Villa Verla, 21:55 di ieri sera in via Roma, 2 pattuglie della polizia locale nord-est vicentino hanno fermato una vettura proveniente da Vicenza. A bordo c'erano 5 ragazzi, tutti maschi, tra cui un minorenne. Un agente ha percepito un forte odore di marijuana e un giovane, dopo una perquisizione, un ventenne residente a Zugliano, è stato perquisito, aveva 2,46 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. È stato segnalato alla prefettura. Un altro dei suoi amici, 19enne di Tiene, ha consegnato spontaneamente 2 frammenti di hashish che aveva nel portafoglio. Il minorenne ha consegnato un involucro di cellophane con 5,09 grammi di marijuana nascosto nel calzino della gamba sinistra. Anche questi 2 sono stati segnalati alla prefettura di Vicenza, negativi invece gli altri 2 giovani. Questo dunque dalla cronaca della serata di ieri. Torniamo a parlare di Covid. Abbiamo imparato in questi mesi, in questi ormai 9 mesi della pandemia, tante parole nuove. Abbiamo sentito prima parlare di plasma iperimmune, tamponi molecolari, tamponi antigenici, qualcuno ancora fa confusione, ma con i primari di medicina trasfusionale e microbiologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La terapia col plasma prelevato dai soggetti guariti dalla malattia Covid-19 può essere utilizzato per curare i nuovi pazienti affetti dalla malattia, perché il plasma dei soggetti guariti contiene anticorpi diretti contro il virus che permettono, soprattutto nelle prime fasi della malattia, di abbattere la carica virale e quindi di aiutare questi pazienti a avere un decorso un po' più favorevole. Una terapia, quella del plasma iperimmune, ancora sperimentale, non consolidata, nella quale il Veneto sta credendo e investendo molto, plasma che viene utilizzato nell'ambito di protocolli clinici. Noi, come tutti i dipartimenti trasfusionali del Veneto, della Regione, partecipiamo a almeno 2 studi clinici, uno è quello promosso dalla nostra regione, l'altro invece è quello nazionale, che è lo studio Tsunami, che è l'unico studio randomizzato in cui si confronta l'effetto del plasma su pazienti contro un braccio invece dello studio in cui non viene dato plasma, così finalmente riusciremo a capire se effettivamente il plasma è efficace oppure no nella cura di questa malattia. La fase prima dell'eventuale ospedalizzazione è l'effettuazione del tampone, fondamentale il test antigene per poi effettuare eventualmente il molecolare. Noi chiediamo sempre che i pazienti che hanno bisogno di un ricovero per Covid passino dal pronto soccorso, vengono testati preventivamente con l'antigene e poi viene fatta la consulenza dell'infettivologo per valutare la gravità dei sintomi, la necessità del trattamento e indicare in quale reparto ricoverarlo. Questa linea di pensiero va condivisa a livello nazionale e regionale con documenti che siano semplici, di chiara indicazione, e abbiamo sicuramente bisogno dell'aiuto dei medici di famiglia, perché il paziente che fa l'antigene a casa sua, che non ha grossi sintomi, non deve essere ricoverato in ospedale. Ma prima ancora rimangono le regole base di sempre: mascherina, distanze sociali, igienizzazione delle mani. Diamo voce anche ad alcuni dei vostri messaggi, alcuni scorrono sotto nella sovraimpressione, ma ve ne riferisco un paio per dare una testimonianza. Come primo giorno della nuova ordinanza, ci scrive questo spettatore, è stata una pessima giornata ieri, oggi uguale perché il messaggio è di poco fa. Lavoro in un ipermercato di un centro commerciale, posso assicurare che né ieri né oggi i clienti rispettano l'ordinanza. A fare la spesa va tutta la famiglia, invece ricordiamo che può andare una persona per famiglia a fare la spesa, anche ci andaste oggi negli alimentari che sono aperti, uno, non si può andare tutti, questo dice l'ordinanza. Entrano uno per volta per non farsi vedere dalla sicurezza, ecco, questa è una furbata tipicamente italiana, e poi si riuniscono all'interno dell'ipermercato nonostante i controlli, gli annunci, le voci fanno finta di niente. Questa è una testimonianza. E poi un altro nostro spettatore di Cavarzere racconta di moltissima gente senza mascherina anche ieri, e non vorrebbe che ci si
si fosse costretti a essere chiusi in casa un'altra volta. Non ci sono vigili e carabinieri perché dipendiamo da Chioggia, la domenica non arriva mai nessuno. Ancora un altro, mi hanno riferito che a Pieve di Sacco al mercato c'era una processione di gente come il giorno di San Martino, che invece non è stato festeggiato. Il sindaco doveva intervenire. Certo, effettivamente è un problema, si racconta anche di baraffollati nel pomeriggio di ieri, insomma fino alle 18, io ho avuto modo di vedere quelli di Bassano, effettivamente c'era tanta gente fino alle 18, poi dalle 18:30 praticamente la città si è svuotata. Testimonianze ne arrivano in questo senso anche da altre città del Veneto, Rovigo, Venezia piuttosto che altre. Noi ieri siamo andati al mercato cittadino di Bassano, che aveva come da ordinanza regionale solo i banchi alimentari, per sentire un po' l'umore della gente. Il mercato era giusto che si fermasse un pochino, perché veramente c'era tanta gente, tanta gente, e io ho trovato anche una famiglia intera senza mascherina, nei banchi tutti affollati. Dal mio punto di vista perde un po' l'aspetto del mercato, perde un po' anche Bassano, però attualmente il momento è fatto è così e non si può fare niente, insomma, bisogna accettare quello che è. Va bene, dai, facciamo anche una passeggiata e dobbiamo adattarsi ai tempi di adesso. Va bene così? Sì, a me sì. Piazza vuota oggi questa per le bancarelle. Vuota? Va bene così? Che brutto. Bisogna stare alle regole, non c'è niente da fare. Infatti. Anche per me, per i giovani, per tutto. Reset economico e a giugno 2021 riparte tutto. Io la vedo molto così. Questo è il mio pensiero. Quindi insomma che lei ci sia mercato o non mercato non è questo? No, secondo me è già tutto un po'... Che sia forte sì, ma che sia anche un po' guidato anche. È una conseguenza anche giusta, diciamo, perché se non osserviamo le regole sarà la volta che chiudono proprio i confini e allora cambia la musica, davvero. Beh, ogni tanto ci vuole il cambiamento, dai, accettiamo anche questo. Bellissima, un po' di controllo di quello che è la situazione, ecco, semplicemente questo. No, molto triste vedere tutta questa cosa, sì, un po' fa molto tristezza, esatto, sì, assolutamente. Bellissima lui, triste lei, insomma non erano molto d'accordo sulla visione di Piazza Libertà a Bassano, che solitamente ospita le bancarelle dell'abbigliamento e dei casalinghi, però tant'è, questa è la situazione. Ricordiamo, l'ordinanza regionale del Veneto è in vigore fino alla mezzanotte di domenica 22, quindi per un'altra settimana intera, e riguarda la chiusura dei centri commerciali la domenica, esclusa la parte degli alimentari, tabacchi, farmacie ed edicole. Andiamo a Padova, regolarmente aperto il tradizionale mercato del sabato di Prato della Valle, 5 varchi di ingresso e di uscita perché i flussi devono essere regolati, comportamento corretto da parte di tutti, anche se le vendite ovviamente sono andate un po' a rilento con meno gente. Un sabato di mercato molto tranquillo, ci raccontano i vari commercianti che comunque sono tornati qui con le loro bancarelle. Questo è il sabato di Prato della Valle, il mercato è stato tutto circondato, varchi di accesso controllati dagli uomini della protezione civile. Com'è andata stamattina? Poca gente, con scusa del corona, questo... 50%, metà? Manca meno. Molto lento chiaramente, in quanto penso che la gente abbia un po' di paura ad uscire con tutte le limitazioni che stanno in atto, quindi un po' lentino. Come lavoro è lento, molto lento, è una specie di pre-lockdown. Tutto tranquillo, molto tranquillo purtroppo. C'è poca gente, la gente ha paura, anche noi. Si viene perché si tenta, bisogna lavorare, però è dura, molto dura. Massimo rispetto delle regole da parte dei cittadini. Vedo gente molto corretta, passa tutta in entrata e in uscita, tutti con le mascherine, i bambini tutti a mano,
Tutto, no, molto corretti veramente. Gli avventori e i commercianti sono stati molto disciplinati, hanno rispettato le regole anti-Covid, quindi l'uso corretto della mascherina, distanziamento sociale, e non ci sono stati assembramenti particolari. I padovani sono eccezionali, perché ho fatto il giro a mercati totali, devo dire che si comportano benissimo, non c'è nessuno senza mascherina, non ci sono assembramenti, ma veramente tutto bene, grande soddisfazione da parte mia. E dunque bisogna stare alle regole e stringere un po' la cinghia, stringere i denti. Il commercio langue un po', ovviamente, con le regole sempre più stringenti. I negozianti sono preoccupati. Per il Natale mancano una quarantina di giorni, però secondo loro è un po' compromesso. Siamo andati a Vicenza. Chiudere potrebbe salvare il Natale in qualche modo? Secondo me no, perché comunque la gente si rifugierebbe su Amazon, su acquisti online, e non tutti siamo pronti. Quindi possiamo dire che è già compromesso il Natale? Per me sì. Poi il Natale come lo salviamo? Non ho idea. Potevamo averlo salvato, a questo punto secondo me non lo possiamo più salvare. Le promozioni sono tante, ad hoc per clienti fidelizzati, ma anche aperte a tutti. Per cui io vorrei essere positiva, anche se dietro la maschera la mascherina, insomma, c'è un po' di preoccupazione che oltre al sorriso nasconde quello. L'altra speranza era il Natale, ma se andiamo avanti così? Natale, ma ci sarà niente? Niente, cosa c'è a Natale? Al limite un pensierino per i bambini dove i nonni danno i 10 euro? Se c'è, basta, cosa c'è? E sul Natale ci salviamo? Avete qualche speranza? Noi facevamo qua la fiera di Natale Epifania, ma questo qua penso che noi facciano saltare tutto quanto. Facciano saltare tutto quanto. No. Sarà un Natale magro? Ma speriamo di no. Attendiamo, intanto rispettiamo le regole, soprattutto oggi che è ancora una bella giornata, c'è tanta gente fuori a passeggio, ci raccomandiamo insomma di rispettare sempre le distanze e di non fare assembramenti, rispettare le regole, teniamo duro perché è responsabilità di tutti mantenere ferma e più possibile bassa la curva dei contagi. Seconda pausa pubblicitaria, tra poco ancora Focus TG. Fino alle 13 Focus TG, ancora buona domenica e ben ritrovati. La cronaca ci riporta alle ricerche in montagna di Gianni Sadocco, il 62enne di Monselice nel Padovano, partito giovedì mattina per un'escursione dal Passo della Borcola, dove ancora è parcheggiata la sua auto. Ieri una cinquantina di soccorritori sono stati trasportati in quota con l'elicottero, risparmiando 1000 metri di dislivello a piedi. Anche le squadre speleologiche al lavoro, che hanno ridisceso la gola di un torrente, ispezionato trincee e grotte della Grande Guerra. Presenti anche i vigili del fuoco di Vicenza e Trento con i droni e i carabinieri di Rovereto. Vi mostro anche Gianni Sadocco, eccolo qui, 1,80 m, 80 kg, calvo, qui è col berretto, ma insomma chiunque avesse notizie di lui è pregato di contattare i carabinieri. Al momento di uscire, quindi parliamo di 3 giorni fa ormai, aveva pantaloni neri, gilet nero, kiwi azzurra e gialla e aveva uno zaino rosso. Questo dunque per questa ricerca. Ce n'è un'altra in corso, ma ne parleremo tra poco perché diamo spazio alle immagini che abbiamo girato in esclusiva ieri sera, le prove di accensione della nuova futura illuminazione del Ponte Vecchio a Bassano. Ecco, questo è il momento dell'accensione. Le prove sono durate ben più di un'ora da parte dei tecnici che appunto hanno lavorato, alcuni dalla parte superiore del ponte e altri sotto imbragati. Vedete queste due lampade sono nuove, una di luce più calda, una di luce più fredda. La forma esterna della lampada è stata mantenuta, ma sarà deciso quale tonalità di luce utilizzare poi per tutte e 8 le lampade
che poi saranno accese quando a marzo sarà pronto il ponte. Questa è la centralina elettrica su cui si facevano appunto le regolazioni, le prove di accensione, il puntamento dei fari, l'intensità della luce che riguarda soprattutto la parte sotto, quella delle campate che abbiamo visto in apertura. Ecco, questo è una delle lanterne, appunto. La forma è rimasta la stessa come previsto dalla soprintendenza, ci sono ancora quelle vecchie anche all'ingresso. Questa è la parte ancora con il cantiere lato Angarano. Le immagini si riferiscono circa alle 18:30 di ieri, quindi i bar già chiusi e la gente che rientrava a casa. Questa è la lampada con luce un po' più calda rispetto all'altra. Ecco le campate del ponte, qui c'è una luce abbastanza soffusa, sarà la soprintendenza entro una decina di giorni a decidere quale tonalità usare, quanta intensità mandare appunto sulle campate. Ripeto, se ne sono provate solo un paio, poi evidentemente la scelta varrà per tutto il ponte, perché dovrà esserci un'illuminazione uniforme per la parte verso il fiume e poi per la parte del calpestio, dove appunto si attende di capire come sarà fatta la nuova pavimentazione. C'è anche un discreto capannello di persone, di cittadini che ieri hanno partecipato a questo piccolo evento che vi abbiamo mostrato appunto in diretta. Dicevamo persone scomparse, un'altra persona del Padovano, una 62enne residente a Campodarsego, Margherita Enas, scomparsa da mercoledì pomeriggio. Condividiamo, rilanciamo ancora, nella speranza di aiutare la famiglia, l'appello del figlio Luca. Salve, sono Luca Ferro, il figlio della signora Enas Margherita, scomparsa, scusate mi tolgo la mascherina, scomparsa mercoledì. E niente, cosa posso dirvi? Se avete novità, qualcosa, fateci sapere, chiamate subito i carabinieri. Altro non posso dire. L'unica cosa che posso dire è: speriamo, mamma, che mi senti. L'appello di Luca Ferro lo condividiamo con tutti voi. Sta soffrendo la famiglia di Margherita Enas, la donna di 62 anni di Campodarsego che manca da casa da mercoledì pomeriggio. Margherita pare sia stata vista in stato confusionale nella zona di Villanova di Campo San Piero, ma potrebbe essere più lontana perché era solita viaggiare in treno. A fianco della famiglia di Margherita anche l'associazione Penelope Veneto, che assiste i familiari delle persone scomparse. Lei aveva un maglioncino rosso, comunque è vestita tutta di nero, pantaloni su grigio scuro, giubbotto nero, la bicicletta è nera e speriamo bene. Qualsiasi persona che la vede in modo gentile la fermi e chiami subito i carabinieri. A conferma del messaggio che vi ho letto poco fa, ce n'è arrivato un altro al nostro numero di SMS, sempre riguardanti i centri commerciali. Vi ringraziamo anche per queste segnalazioni. I centri commerciali che oggi sono aperti solo per la parte alimentare, dove c'è appunto un negozio che vende generi alimentari. Lì si può andare una persona per famiglia. Allora ci scrive questo spettatore o spettatrice che secondo lui i centri commerciali vanno chiusi anche nei festivi perché gli assembramenti sono tanti e per fare la spesa c'è più di una persona per famiglia, al di là di quanto dice l'ordinanza regionale che, ripetiamo, è in vigore fino a domenica 22 a mezzanotte, in attesa eventualmente di altre decisioni o aggiornamenti nei prossimi giorni. Torniamo alla cronaca per un'attività di intelligence sopraffina da parte della Guardia di Finanza di Asiago, che ha confermato il fenomeno dell'evasione fiscale tra colf e badanti. Vediamo.
Sono donne originarie dai paesi dell'est europeo, soprattutto Romania, Ucraina e Russia, che seppur regolarmente assunte dai rispettivi datori di lavoro non hanno dichiarato i redditi percepiti e di conseguenza hanno omesso di versare l'IRPEF all'erario relativo alle annualità d'imposta sinora scadute. È la Guardia di Finanza della Tenenza di Asiago che ha svolto 27 controlli fiscali, constatato una base imponibile sottratta a tassazione pari a 830.046 euro. L'analisi condotta dalle Fiamme Gialle ha riguardato le posizioni dei dipendenti che avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Differentemente dai normali rapporti di lavoro, colf e badanti, i loro datori di lavoro, non fungono da sostituti d'imposta, pertanto non sono tenuti a effettuare le ritenute sulla retribuzione corrisposta, ma solo il versamento dei contributi previdenziali. La Guardia di Finanza continua nei suoi controlli a tappeto. C'è ancora l'ultima parte di Focus TG, parleremo tra le altre cose del nuovo calendario dei Carabinieri, del giuramento del nuovo rinominato, nuovo vecchio sindaco di Breganze, parleremo di volontariati, di un parco in degrado e ancora di medici. A tra poco. Ultima parte di questo Focus TG domenicale, fino alle 13, il nostro consueto appuntamento con l'informazione dal territorio. Come sapete, secondo l'accordo nazionale, i medici di base sono obbligati a fare i tamponi ai pazienti, ma in molti casi gli ambulatori non sono adeguati, quindi entrano in gioco i comuni. Può succedere però che la proposta comunale non venga accettata dai medici, creando così un cortocircuito. Succede ad esempio a Romano Dezzelino. I medici di base devono fare i tamponi, come previsto dall'ordinanza regionale basata sull'accordo nazionale. Accade però che non tutti i medici abbiano a disposizione un ambulatorio adeguato. In questo caso intervengono i comuni, come succede a Romano Dezzelino. Ma non è detto che l'intervento porti a una conclusione efficace del percorso. A Romano Dezzelino abbiamo messo a disposizione delle strutture, 2 tende riscaldate e 2 tende per il transito, che ci verrebbero prestate dalla Protezione Civile a disposizione dei medici di base. Ci si chiede perché il Comune abbia profuso tempo ed energie in questa ricerca. Sappiamo che i loro studi, i loro ambulatori spesso e volentieri non hanno tutte le caratteristiche tecniche per poter garantire la separazione tra chi entra e chi esce e pertanto è un servizio che abbiamo messo a loro disposizione. La comunicazione è partita qualche giorno fa ed ecco cosa hanno risposto i medici. I medici al momento hanno preferito mantenere la possibilità di fare i tamponi all'interno delle proprie strutture, ma noi andiamo avanti con il nostro servizio proprio perché pensiamo sia utile a tutta la comunità. Nasce quindi un cortocircuito fra la necessità di preservare la sicurezza sanitaria dei pazienti e quella di fare i tamponi, che il Comune propone appunto di risolvere con una struttura esterna. Gli ambulatori evidentemente hanno delle criticità e ci siamo accorti di questo anche ragionando con gli stessi medici. La disponibilità da parte del Comune c'è e il servizio va prestato con sicurezza e soprattutto con tutte le attenzioni del caso, perché non vorrei mai che si accalcassero le persone di fronte agli ambulatori e si contagiassero a vicenda e pertanto questo cortocircuito secondo me potrebbe essere risolto proprio con questa opportunità. Da Romano torniamo a Bassano, dove nei giorni scorsi, grazie ad una segnalazione, eravamo andati a documentare lo stato di degrado, di sporcizia di un parco in quartiere Rondobrenta, esattamente in via Trentino, con del cibo, bottiglie di vino, alcolici, insomma sporcizia ovunque, opera a quanto pare di alcuni giovani o giovanissimi che anche in orario di coprifuoco si ritrovavano in questo parco a gozzovigliare. Ebbene, abbiamo interpellato su questo per una risposta l'assessore della giunta di Bassano, Andrea Viero. Uno spettacolo spiacevole su un posto tra l'altro molto bello. Ringrazio ovviamente i cittadini e voi per raccogliere sempre queste segnalazioni perché fanno piacere, perché ci dà la possibilità di migliorare. Sicuramente faremo una cosa ben precisa, ovvero cercheremo di migliorare i controlli, aumenteremo i controlli da parte della polizia locale, perché va bene usufruire dei nostri spazi pubblici, ma non va bene lasciare i propri rifiuti in quei posti che sono appunto di tutta la cittadinanza. C'è anche un problema sociale, se questi è vero che sono giovani e violano così frequentemente le regole.
Infatti è da capire perché queste persone, magari questi ragazzi, sono lì fino a sera tardi, quando tra l'altro vige anche il coprifuoco, quindi cercheremo di capire che persone sono, da che famiglia provengono e cercheremo di capire se ci sono anche delle situazioni dove dover porre rimedio. Sono in corso ancora i conteggi, come sapete, delle elezioni per il Presidente degli Stati Uniti. Mancano ancora alcuni dettagli, ma insomma la sostanza è che la vittoria è andata a Joe Biden, anche se il Presidente tuttora in carica, Donald Trump, non ha ancora riconosciuto la sua sconfitta e la vittoria dell'avversario. Non siamo a quelle dimensioni di voto, ma insomma c'è una vicenda locale che ha portato negli ultimi 18 mesi a cambiare 2 volte il sindaco, e quindi si arriva dopo le elezioni della primavera 2019 ad un terzo giuramento che sarà nei prossimi giorni. Il comune di Breganze ricomincia da Piera Campana. È fissato per martedì 17 alle 20:30 il suo secondo giuramento da sindaco, dopo la sentenza di qualche giorno fa del Consiglio di Stato che ha validato il primo risultato delle elezioni amministrative 2019. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del comune, sarà comunicata anche la composizione della giunta che amministrerà Breganze fino alla primavera 2024. È prevista la conferma di varie commissioni consiliari già nominate l'anno scorso e l'elezione di quella relativa alla cultura. Il 2020 per Padova è significato anche essere capitale europea del volontariato. Nella prima ondata della pandemia la città e il territorio ha dimostrato il valore prezioso di chi offre gratis il proprio aiuto agli altri. 60 associazioni sono pronte ad impegnarsi di nuovo partendo dai quartieri e dalle comunità. Siamo pronti a ripartire mettendoci a disposizione del patrimonio di volontariato, di solidarietà e di associazionismo che caratterizza Padova, capitale europea del volontariato. Il Centro Servizi Volontariato di Padova, con Comune Diocesi, una regia di mani pronte di nuovo a mettersi al servizio delle fragilità di questa seconda emergenza. Per Padova noi ci siamo ancora, il nome del progetto che ha già raccolto l'adesione di 60 associazioni, un impegno che continua una nuova modalità. Le persone sono un po' meno pazienti, diciamo, sono insofferenti ormai alla pandemia e quindi dobbiamo trovare anche una modalità per essere vicini alla popolazione. E il progetto per Padova noi ci siamo ancora, proseguirà con una modalità un po' diversa, meno centralizzata e più legata alle consulte di quartiere, in modo da poter essere molto più vicini, più capillari nel servizio. I volontari sono anche quelli che per primi si accorgono di quei bisogni e questo è un ruolo fondamentale del volontariato, nell'accorgersi di quali sono le soglie di fragilità della comunità in cui viviamo. 1800 i volontari operativi da marzo a settembre per Padova, acquisto di spese e farmaci, sostegno scolastico e attività per bambini e ragazzi, compagnia a persone sole e anziani. Azioni semplici che stanno celebrando nel linguaggio del volontario, silenzioso operatore di bene, questo 2020 da capitale europea. Ci siamo trasformati in una dimostrazione pratica di che cosa sono quei valori, quei significati e qual è il senso vero di prossimità, di cura della relazione che rappresenta il volontariato. Quindi in qualche modo guadagnando sul campo quello che era un titolo che poteva rimanere tale. Invece di essere dei medici in specializzazione in un ospedale, siamo diventati gli operatori di un ospedale da campo. Stiamo toccando con mano qual è la forza del volontariato. Credo che uno dei valori che sorgerà da questa pandemia sarà quello di capire che insieme si può fare e si può arrivare. Da soli non si va da nessuna parte. Diamo conto di un'altra ricerca. Ieri sera intorno alle 22:20 il soccorso alpino della Val di Zoldo è stato attivato dal 118 contattato da una coppia di alpinisti che aveva perso il sentiero rientrando dalla Moiazza, era col cellulare vicino ad essere scarico. 2 soccorritori hanno raggiunto Passo Duran, altri 2 sono saliti da Spitz-Zuel per vedere eventuali luci. 2 sono stati individuati, una coppia di 54 anni, lui, 48 anni lei,
di Bassano del Grappa. Avevano scalato via Benvenu alla Pala della Gigia e la donna era alle prime armi. Si erano attardati nella discesa, hanno riscontrato problemi a causa della neve nel canalone, sbagliando anche direzione. I due sono stati poi guidati sul sentiero e di seguito al Passo Durano, dove c'erano anche i carabinieri di Agordo. L'intervento di recupero si è concluso intorno a mezzanotte. Torniamo alla cronaca, perché è stato arrestato il presunto autore di una violenta esplosione avvenuta vicino a un supermercato in pieno centro a Treviso. È un 56enne originario della provincia di Belluno, Enrico Soraru, uscito dal carcere a settembre, l'uomo arrestato da polizia e carabinieri per la violenta esplosione di domenica sera davanti all'ingresso del supermercato PAM di via Zorzetto. Di fatto, senza fissa dimora, è stato fermato per il timore che lasciasse l'Italia, avendo dei parenti in Inghilterra. Pesanti le accuse formulate a suo carico. Porto di un ordigno esplosivo, è stato ipotizzato anche il reato di strage, visto il contesto, il luogo in cui è stato fatto esplodere questo ordigno. Ed è proprio la pericolosità dell'ordigno, fatto esplodere a distanza alle 9 di sera, a rendere particolarmente grave l'episodio. Era un ordigno micidiale, come si dice, nel senso che avrebbe sicuramente potuto cagionare la morte di eventuali passanti. È un ordigno molto ad alto potenziale, concepito proprio per uccidere. Non un ordigno rudimentale che poteva fabbricare da sé, secondo gli inquirenti, ma qualcosa di più elaborato su cui le indagini stanno proseguendo per capire come Soraru se lo sia procurato. Solo per un puro caso, a quell'ora nessuno passava di lì. L'obiettivo era danneggiare il supermercato. L'autore del gesto nutriva di sentimenti di vendetta, acrimonia nei confronti della gestione o quantomeno della direzione del supermercato PAM. Era stato denunciato più volte per furtarelli e recentemente aveva subito anche un periodo di carcerazione proprio a seguito di denunce che aveva subito lì. Un'indagine tradizionale in cui fondamentali sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine e le testimonianze raccolte dagli investigatori, polizia e carabinieri che hanno lavorato fianco a fianco. Hanno saputo mettere a frutto tutti gli elementi raccolti e insieme hanno lavorato molto bene e hanno raggiunto un risultato molto positivo proprio grazie a questa forma di sinergia. Avete visto alle spalle del procuratore De Bortoli di Treviso un agente di polizia e un uomo dell'Arma dei Carabinieri. Proprio dei Carabinieri parliamo perché in parte made in Veneto il calendario storico 2021 dell'Arma, stampato a Noventa Padovana, stabilimento Mediagraph, dove a livello di produzione è nato il Messaggero di Sant'Antonio. È stato stampato qui, in questo impianto di Noventa Padovana, il calendario storico 2021 dell'Arma dei Carabinieri, un prodotto da collezione che ogni anno viene realizzato a fini benefici. Stiamo parlando di 1.200.000 copie prodotte che verranno distribuite nel giro di pochissimi giorni, quindi oltre all'impegno finanziario, l'impegno produttivo, le attività di coordinamento, anche tutta la parte di logistica consentirà nel giro veramente di pochissimo che tutte le copie destinate alle diversi comandi provinciali vengano consegnate. Nata nel 1986 come Edizioni Grafiche Messaggero Padova, l'azienda condivide con l'Arma un percorso di valori. Siamo proprio nello stabilimento dove è nato il Messaggero di Sant'Antonio a livello di produzione, è uno stabilimento che risale dal 1986, è un'azienda molto avanzata e molto strutturata, siamo 150 persone. In un contesto storico come quello che stiamo vivendo, l'azienda continua nel suo percorso di crescita, di diversificazione e di investimenti. Un fiore all'occhiello per l'azienda, il calendario storico che quest'anno celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, realizzato su una carta prodotta dalla cartiera veneta Favini. Abbiamo sviluppato questa carta in accordo esclusivo proprio con il Comando Generale dell'Arma, con l'aggiunta di alcuni elementi di anticontraffazione che sono alcune fibrille che si vedono solo con determinate apparecchiature e quindi sono invisibili all'occhio umano.
Il calendario 2021 è dedicato, ispirato al centenario, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e tra l'altro la storia di un carabiniere che si chiama proprio Alighieri di cognome, quindi omen nomen in tanti sensi. Siamo alla chiusura del nostro Focus TG, vi ricordo nella programmazione del pomeriggio alle 18 la Santa Messa dalla Basilica di Sant'Antonio, a seguire il TG Bassano e il TG Vicenza. A voi tutti buona domenica e buon proseguimento con Rete Veneta.